Torniamo in diretta, c'è una carta d'identità adesso che ci presenta con piacere, molto piacere, l'ospite che è venuto a trovarci questa mattina. Nome: Andrea. Cognome: Mura. Data di nascita: 13/9/1964. Professione: velista. Segni particolari: oceanico. Chi più di lui, non gridi per favore. Ma era l'enfasi retorica per acclarare il personaggio. Buongiorno Andrea Mura. Ciao Andrea. Buongiorno a voi. Grazie. Si può dire che quando arriva Andrea arriva anche quel bel vento di Sardegna, sì, in realtà, sì, questo è vero. E poi appunto la barca di Andrea. Allora parliamo un po' di tutto quello che è la vita di questo personaggio straordinario, che in realtà poco fa, prima di arrivare in onda, gli stavo chiedendo: ma tu prima di fare il velista che facevi? E lui diceva: il velista, ma di barche più piccole. Esatto, andavo su. Quindi sei nato in mare? Sulle derive, fin da piccolo, molto piccolo. Uscivo al Poetto, marina piccola. Quindi il rapporto col mare è proprio simbiotico. Sì. Quasi. Chi te l'ha però regalata questa passione per il mare? Mio padre. Tuo padre, anche lui amava o ama, non so. Sì, è stato uno dei soci fondatori dello Yacht Club Cagliari. E quindi io sono cresciuto prevalentemente a marina piccola al Poetto. Perciò è un pesce. sempre con i calzoncini corti e le infradito o le ciabatte Più o meno da mare, sì. insomma, perché poi la libertà è quella, no? Però uno pensa, vedi che vita, poi faremo vedere tra poco, perché abbiamo delle immagini bellissime preparate dal DJ Fabietto che ti riguardano, e perciò vogliamo godercele insieme. Dicevo, però uno pensa che sia tutto bello, uno sta in giro per il mare, che bella vita, guido la barca, anzi la barca va da sola, basta che io sappia impostare. Non Magari. è così, perché la maggior parte delle ore e dell'anno questo uomo le passa tra torni, frese, in officina a organizzare tutto quello che poi sono le spedizioni, le avventure che hai attraversato nella tua carriera. Quanti anni sono ormai? Diciamo la parte oceanica l'ho avviata nel 2005-2006, quindi sono già un bel po' di anni. Prima andavo su, partecipavo a regate, si chiamano inshore, cioè sotto costa, regate diurne, comunque giornaliere. Poi dal 2006 mi sono affascinato alle regate medio-lunghe, sempre più lunghe, fino a attraversare l'oceano. Allora, io innanzitutto voglio partire da lì. Quante ore al giorno fai il meccanico della tua barca? Perché poi questo è. Alla fine vivi pensando a tutto quello che puoi fare per rendere la barca più sicura e più veloce, quindi anche la notte pensi e sogni a tutte le cose che si potrebbero fare. È un lavoro enorme perché il progetto è enorme, comunque partecipare a queste imprese richiede un impegno pazzesco e conoscenze di tecnologie, di idraulica, idrica, meccanica, elettronica, elettrica. Che tu hai acquisito nel tempo o avevi già degli studi che ti portavano? No, ho acquisito nel tempo sul campo. perché mi piace condividere e fare squadra, per cui avendo amicizie importanti di tutte le componentistiche della barca, quando ho un problema alzo il telefono, chiamo e lì in effetti hai una lezione telefonica e giorno dopo giorno nell'arco degli anni impari un sacco di cose. Allora tu parli con tutto il mondo ormai. Sì, più o meno. Vento di Sardegna è diventata una realtà straordinaria, davvero. Un team che ti permette di affrontare appunto avventure come la prossima, la Route de Rum, che l'hai già vinta quante volte? L'ho vinta si svolge ogni 4 anni, la precedente era nel 2010, è stato il primo italiano nella storia a vincerla. Sì, quindi ora abbiamo seguito. Speriamo di bissare il successo. L'hai vinta 4 anni fa, adesso ti stai preparando perché sarà il prossimo autunno? Parte il prossimo 2 novembre da Saint-Malo. Ok, perciò però uno dice vabbè, adesso da qui a novembre farà vacanza. No. Quanta gente lavora con te? Come si programma una avventura di questo tipo e una gara di questo tipo? E qual è il lavoro che si fa? Diciamo che persone che lavorano quasi a tempo pieno sono oltre 10 e poi diciamo che arriviamo a 20-25 persone se aggiungiamo anche quelli che lavorano a tempo non pieno e comunque sono consulenti di varie, anche perché molti miei sponsor tecnici e partner partecipano con entusiasmo al progetto e preparano pezzi custom, quindi fatti ad hoc per la barca, per cui io abbiamo l'imbarcazione con tante attrezzature che non esistono nel mercato ancora. Sì, verranno, è una barca laboratorio, bisogna quindi sperimentare. Assolutamente, è l'unica maniera anche per poter avere dei pezzi diversamente
paradossalmente troppo costosi, e quindi abbiamo, diciamo, un po' un'esclusiva per un certo periodo. Io lavoro molto allo sviluppo, quindi do molti feedback, informazioni, consulenza. Quindi tutti gli amanti del mare e delle barche a vela di un certo tipo poi diranno: io vorrei l'albero che ha usato Andrea Mura nella Rood Room del 2014. La tua esperienza poi viene consegnata all'industria. Assolutamente, una delle più grosse ad esempio è con la Rai Marine, magari un nome che ai più non dice un granché, però sono leader mondiali nella strumentazione elettronica, cioè tutti i panfili, motoscafi, navi hanno strumentazione Rai Marine. Mi hanno eletto ambasciatore mondiale Rai Marine, sono ditta inglese, e l'imbarcazione quindi è dotata delle migliori tecnologie, migliori strumentazioni elettroniche. Ciò non vuol dire che la barca vada sola, sono strumenti che aiutano la navigazione, però sono importanti. La barca è un po' un aeroplano alla fine. Caspita, sì, non è più la telecamera termica ad esempio, per poter vedere di notte raggi infrarossi, eventuali iceberg in acque fredde o comunque dove è buio pesto e l'occhio non arriva, la telecamera termica arriva. L'occhio deve rimanere aperto anche di notte quando è buio pesto, perché se ti addormenti diventa un problema. Ma infatti la domanda la faremo dopo. No, io voglio capire come ci si butta in una vita di questo tipo, cioè in solitaria quante ne hai fatte di attraversate già? No, la Rood Room, la prima, e poi ho fatto altre traversate non in solitario, e la seconda la Ostar l'anno scorso, quindi dall'Inghilterra agli Stati Uniti. Quanti giorni? E poi anche il ritorno, perché l'anno scorso ho fatto anche il ritorno a New York. Sì, ho fatto il ritorno, ho fatto New York Cagliari in 20 giorni. Ecco, esatto. Quando parti per queste attraversate la componente rischio è alta, no? Sì, sta, diciamo, anche alla propria intelligenza quella di non correre troppi rischi, quindi bisogna avere coraggio ma anche intelligenza. Come vivi il pre, il durante e il post? Cioè, nel senso, l'adrenalina credo che sia veramente alta quando si parte. Molto alta, va in crescendo man mano che ci avvicina all'evento, quindi bisogna gestirla bene, perché non puoi stare, come dire, in tensione per tutto l'anno, per cui all'inizio ci sono problemi organizzativi importanti, ricerca, risorse eccetera. Poi c'è la parte più navigazione, l'avvicinamento alla regata, quindi prepartenza e far sì che tutto sia sotto controllo, e poi c'è la regata vera e propria e poi c'è il rilassamento alla fine quando raggiungi l'obiettivo. Ma non dura molto, non dura molto, qualche settimana. Sì. Senti, adesso andiamo a vedere a proposito di Ostar, delle immagini che ti riguardano. La più dura di tutte questa regata. Sì, ma infatti quando ho visto queste immagini con DJ Fabietto mentre le montava ti invidiavo, ma allo stesso tempo dicevo mamma mia che coraggio ragazzi a fare ste robe, e che preparazione anche. Vediamo Andrea Mura. Sono 30 nodi, fa molto freddo, la temperatura dell'aria è 6 gradi e mezzo.
Trema tutto. Arriva Armageddon, 28 nodi, 30, inizia a incazzarsi, fra qualche ora sarà il finimondo per 12 ore. Siamo a 11 nodi sotto l'acqua, è freddo, bisogna essere matti per andare in barca a vela con questo tempo. Working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Un'altra grande vittoria, sfiancante, la più dura di tutte. Il Nord Atlantico contro vento è qualcosa di impossibile, infernale. Look at that, look at that. Minuti di condivisione, non siamo ovviamente saliti sulla barca, grazie, sono le immagini che Andrea documenta durante le sue spedizioni, sfiancante, ti credo, c'è stato un momento insomma dove il mare era particolarmente agitato e lì te la fai la domanda, no? Speriamo che finisca presto, speriamo che si calmi un po'. Sì, lì quella è stata molto dura perché faceva tanto freddo, poi controvento, contromare, controcorrente. Contro tutti allora a questo punto. Veramente pesante, diverso è avere le stesse condizioni col vento a favore, puoi avere freddo e vento molto forte, ma se vento a favore vai veloce e lo senti meno, ma contromare, controvento, controcorrente, pesti, sbatti da tutte le parti, hai il vento in faccia molto più forte, sì, devi stare attento anche all'ipotermia perché non puoi veramente di bagnare. No, certo, l'acqua da 6 gradi. Tu sai come alimentarti. Noi diciamo che l'acqua nel Mediterraneo è fredda d'inverno, ma viaggia intorno ai 13 gradi e mezzo, 14, quando è a 6 gradi, 7 gradi non c'è da scherzare. No, assolutamente, ma appunto ci sarà anche da un punto di vista alimentare, ma ne parliamo tra poco anche della gestione alimentare, l'aspetto alimentare di chi poi affronta queste avventure, perché abbiamo la pubblicità adesso, linea agli inserzionisti, poi torneremo con Emanuele Contis, il maestro Emanuele Contis al telefono per una cosa molto bella che riguarda l'unico sardo che è stato preso in un master molto importante, ne parleremo con lui dopo. Stiamo per tornare, lei non si muova, rimanga pietrificato. No, resto vicino ad Andrea. Andrea è per me un'ancora di salvezza, resto insieme a lui, guarda. Non mi muovo. In diretta subito al telefono, come detto poco fa, prima della pubblicità, Emanuele Contis, il maestro Contis, per quanto mi riguarda un amico e un grande sassofonista e soprattutto l'unico italiano ad essere stato preso alla Berklee Master Program, o meglio alla Berklee College of Music, che è questa scuola di musica, e adesso ci spiega perché cosa proprio Emanuele. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Oh, che piacere, innanzitutto complimenti. Grazie Matteo, grazie mille. Per entrare in una scuola di questo tipo ci vuole un percorso e quindi ci vogliono un po' di tappe, no? Quante ne hai affrontate di sessioni? Sono circa 5 step spalmati quasi un anno di lavoro, mettiamola così. Da settembre scorso a giugno, che ho avuto la notizia, ho affrontato 5 prove all'incirca. E questa scuola è una scuola per musicisti, ma che si occupano di un filone ben preciso, no? Allora, la Berklee, come hai detto tu precedentemente, è ritenuta insomma da noi musicisti un po' il Gotha della musica, diciamo che è la migliore università di musica al mondo. E nella fattispecie il corso che andrò a seguire, il master di 2 anni che andrò a seguire, riguarda la composizione per colonne sonore, musica per il film, per il cinema e per la TV. Questo è quello che andrò a fare. Tu suoni e sei un sassofonista eccellente, questo è fuori di dubbio, non lo dico io che sono un ascoltatore e, come dire,
un addetto ai lavori e che ha avuto modo e il piacere di presentarti tante volte, ma lo dicono proprio quelli che hanno lo strumento in mano tutti i giorni e i grandi professionisti. Perché le colonne sonore, la musica per il cinema ti ha rapito particolarmente? Non lo so, Matteo, diciamo da 5 anni circa che mi sto occupando di questo. Voi non sai come poi funziona la vita, non è che la programmi benissimo, no? Sono arrivato a comporre quasi per scherzo alcuni cortometraggi, alcuni videoclip, 2 tra l'altro i bellissimi corti di Jacopo Pullin che mi hanno diciamo gettato in questo mondo della musica per il cinema, mi sono appassionato e ho detto perché non tentare la strada invece direttamente delle soundtrack, della composizione. Adesso la tua vita è in prospettiva di un'altra città, non Cagliari, Valencia, no? Sì, Valencia per 1 anno e mezzo circa e poi se tutto andrà bene Boston, saltiamo il mare come il vostro ospite presente. Saltiamo il mare come se, certo, però guarda, se vuoi farlo e percorrerlo senza saltarlo ti mandiamo Andrea Mura. Guarda, molto bravo. Se mi trovate un passaggio sì, te lo darà da quelle parti. Così, allora cantate e ballate insieme, vi mettete d'accordo. Tutta la famiglia verrà con te perché è una importante scelta di vita. Tu sei anche un babbo di una bellissima bimba che si chiama Luna e anche Daniela ti seguirà, insomma è una bella avventura, ma è un'avventura che appunto potrebbe essere sostenibile se qualcuno volesse, no? Darti una mano. Sì, diciamo che ovviamente è una bella avventura e come tutte le belle avventure hanno però alle spalle anche dei costi da gestire. In questo caso è un'università importante e si porta dietro anche un'importante retta universitaria che poi magari col tempo si riesce attraverso borse di studio o altre forme a compensare, però momentaneamente siamo alla ricerca del crowdfunding, così si dice. Che la gente dice che cos'è? È uno che cerca contributi sostanzialmente. Uno sponsor, un contributo, stiamo lavorando in quella direzione perché comunque si entra anche a contatto con quella che è la realtà Berkeley, che è un marchio assolutamente riconosciuto. Tutti i Grammy Awards o la maggior parte dei Grammy Awards per la musica arrivano da lì, ecco. E allora ancora complimenti all'unico italiano che frequenterà questa scuola l'unico italiano sardo, perché si parte prima dalla sardità ovviamente, e ancora grazie per avercelo raccontato a Emanuele Conti. Ciao, tanti auguri caro amico. Grazie mille, baci, un abbraccio a voi. Grazie. Ciao. Vedi, la vita porta ad affrontare avventure di diversa natura, le tue sono ovviamente legate molto al mare, in questo caso un altro strumento, un'altra arte, perché comunque bisogna avere arte anche nel sapere ragionare quando si va in barca e si deve sfruttare la velocità, il vento migliore. Poco fa, prima di tornare in diretta, dicevamo: ma com'è possibile che quando voi partite siete in 85 per esempio e poi non vi vedete più, cioè in solitaria si arriva? Perché ognuno sceglie la propria rotta. Per andare da un punto A a un punto B, distanti tra loro 4.500 chilometri. Ogni skipper sceglie la propria rotta in base alle prestazioni della barca e in base al vento. Quindi allora tu sei tra la tua barca e quella di un altro mi dicevi ci sono addirittura possono essere 1500 km di distanza, cioè Mamma mia, chi naviga a nord, chi naviga a sud, alla fine su un raggio di 4000 km. Esatto. Certo, è allora una cosa impossibile. Senti, l'alimentazione, stavamo parlando di quello prima di andare a vedere il varo della barca. E anche del sonno ci devi parlare, come possa uno dormire in barca. L'alimentazione è iniziata con cibi liofilizzati, tipo quelli degli astronauti, perché sono molto leggeri e pratici. Poi piano piano, riflettendo e prendendo confidenza, mi sono diretto più verso i cibi sardi. Ma cucini ormai lì dentro? Sì, cucino sempre di più, pasta, bottarica tutti i giorni, rigorosamente, proprio come chi prende il caffè tutti i giorni, la bottarica. Il bicchierozzo di vino? Te la mangi tipo barretta? Tipo barretta o con la pasta? Con la pasta è ancora meglio. Tipo barretta diventa un po' d'olio, no, non si mette. Tipo barretta a secco, così però come. alla fine, guarda, pasta, olio, peperoncino e bottarica è il mio piatto preferito a bordo. Certo. Allora, il sonno. Il sonno è una grande scienza. Addirittura Ne so poco del sonno, perché ci sono tanti studi sul sonno.
Alla fine l'obiettivo è dormire il meno possibile, però comunque bisogna dormire. Non è se c'hai 20 giorni in mare e non dormi, ragazzi. Non è che puoi prendere 10 caffè, perché anche dopo 10 caffè il sonno viene lo stesso. No. Ma in quel momento la barca come viene appunto posizionata? Si setta con l'autopilota, è solo che quando navighi i primi giorni sono quelli più difficili, poi dopo inizi a acquisire una sensibilità tale che, pur dormendo vestito come io dormo fuori nel pozzetto, a ogni minimo cambiamento ti svegli immediatamente. Se la barca rallenta me ne accorgo. Anche perché la giornata tu la passi, non hai la televisione, non hai altri strumenti per i quali ti puoi intrattenere, anche perché non hai quello senso. L'idea, appunto, ci raccontavi, è di andare sempre più veloce e trovare il vento che ti possa far andare più veloce. Sì, la mia televisione, il computer o il cartografico dove mi aggiorno continuamente sulle condizioni meteo. E devi essere anche un buon meteorologo, però. Assolutamente, sì. Quindi, devi interpretare i venti. Devi interpretare i venti con l'esperienza hai acquisito per decidere dove andare, perché l'obiettivo è quello di andare il più veloce possibile. Certo. Quindi devi andare a cercare le perturbazioni, devi andare a cercare il tempo cattivo, sempre con coraggio e intelligenza, per viaggiarci sul fianco in tangente e andare più veloce. Mamma mia, le ha vinte queste gare. Vita straordinaria. Quindi per quello vai a zig-zag in mezzo all'oceano, perché devi passare da una depressione all'altra avendo l'angolo migliore col vento, quindi il vento più portante e più veloce. Diciamo che Andrea Mura è uno che prende bene il male del terzo millennio, la depressione, è uno che la vive con positività. Ottima questa. Allora attenzione, perché adesso abbiamo le immagini del varo della barca da questo evento di Sardegna 2014. Vediamo queste immagini. C'era anche un personaggio che ai sardi piace molto e sta molto simpatico. Vediamo. Adesso ci aspetta questo varo e poi un altro mese di lavoro prima di partire per Saint-Malo, dove poi il prossimo 2 novembre partirà la rotta del Rum. Questa regata che parte a Saint-Malo arriva a Guadalupe, 3650 miglia, senza assistenza, senza scalo, vinta nel 2010, primo italiano nella storia. Spero di poter bissare il successo con questa imbarcazione. Possiamo definire in 3 parole: passione, identità e tecnologia. Io adesso un grande, veramente un grande, che ogni tanto mette a posto la sua barca, la racconta da tutte le parti e poi vince. Uno sportivo vero, uno sportivo grintoso, è uno sportivo che non molla mai, non regala niente a nessuno e fa tanto di quel lavoro che merita queste soddisfazioni. Grazie. Bravo Andrea! 3, 2, 1, mare! Stormy high, you've been dying, set free, cause those hunting hounds. Attenzione, perché abbiamo veramente pochissimo tempo e staremo qua a chiacchierare con Andrea Mura per altra. Mi affascina questo personaggio. Un'altra giornata e un'altra oretta. Deve tornare. Quando tornerà magari Devi appunto tornare, caro. dalla Route Room, Con molto adesso piacere. il 10 Grazie, di agosto si parte, no? All'incirca. Inizia a novembre, ma Sì. la preparazione è quella, la parte pesante. Ti stressa un po' la parte organizzativa o ti diverte? No, mi diverte quando ci sono i tempi tecnici per farla, che alla fine tutto poi di si corsa. compatta e diventa sempre di corsa, sempre difficile, perché devi mettere insieme un sacco di cose, anche perché tutto quello che fai qua lo fai con una certa facilità. Quando poi sei fuori casa, anche andare, come dire, a comprare un bullone, un semplice bullone, diventa un'impresa se sei in un posto che non conosci. Quindi è importante partire con l'imbarcazione, tutto il team a posto. Hai una Formula 1 del mare e stava dicendo il presidente Mameli quanto costerebbe a uno una barca di questo tipo, più o una meno. barca simile. È una barca nuova, oggi questa barca è usata 14 anni, cerchiamo di mantenerla giovane facendo di tutto di più, però a rifarla nuova un 50 piedi oggi costa su 2 milioni. 2 milioni. 2 milioni, Un miliardo di 2 milioni di lire, 2 milioni di vecchie lire, no, scherzo, 2 milioni di euro 2 ovviamente. milioni Allora, di euro, mamma, un patrimonio. Perché è un'imbarcazione altamente tecnologica che richiede comunque un anno
per la costruzione, in un cantiere dove lavorano tantissime persone, se vai alla fine ore di lavoro, vai a Ma tu moltiplicarle. segui nei dettagli Tutto. Come i piloti Non di sfugge- Formula 1 sanno non ti sfugge perfettamente nulla. su che macchina sono seduti e Ti come faccio vogliono il motore. un banale esempio, i bulloni in acciaio Ineos che trovi in drogheria e in ferramenta, che sono comunque ottimi e resistentissimi, Sì. noi frequentemente li sostituiamo con acciai più nobili, poco conosciuti, come il Nitronix, il Duplex, e sono dei super acciai quasi non bucabili con le punte da trapano, e li dobbiamo realizzare al tornio in officina, li facciamo qui a Macchiaredo di termomeccanica, perché sono molto più resistenti, 4 volte di più dell'acciaio. Va bene, veramente Bene, siamo ma un po' che fuori fascino. con i tempi, però è stato un piacere chiacchierare con Andrea Mura. In Andrea. bocca Grazie, al in bocca al lupo per la viva il nuova lupo, avventura marina. appunto, per la prossima avventura. Nuovo E Ulisse. ci risentiremo quando tornerai, speriamo ovviamente. no, lo con, inviteremo, no, il lo migliore dei inviteremo. successi. Grazie a Grazie, voi Andrea. e complimenti per quello che fate. Grazie Grazie, a te. caro amico. I due dell'abitacolo lunghi, ma mandiamo i due dell'abitacolo, dai.